Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Catania, marcia nazionale della pace, 5 tappe per diffondere il messaggio della non violenza contro le atrocità della guerra. In collegamento a Gerusalemme il cardinale Pizzaballa: non sia solo uno slogan. Fatta esplodere e assaltata la cassaforte del postamat dell'ufficio postale di Piazza Tivoli a Tremestieri Etneo nel Catanese. Trascorrerà il Capodanno a casa, la 33enne ferita a Palermo da un colpo di fucile. La donna ha lasciato l'ospedale, proseguono le indagini sul 21enne che l'ha ferita. Botti di fine anno, attenzione ai danni che possono provocare. Gli esperti avvertono sui rischi per la salute, pericolosi anche per gli animali. A Catania fine anno con la San Silvestro a mare, quarta vittoria consecutiva e record per il pallanuotista Riccardo Torrisi. Il sindaco trentino è l'ultima edizione con il Ponte di Ognina, presto verrà abbattuto. Calcio 2025 di luci ed ombre per il Palermo, dall'arrivo di Pogliampalo all'eliminazione dai play-off e poi l'arrivo di Inzaghi e la chiusura al quarto posto. Calciomercato, il Catania chiude per Bruzzaniti, nelle prossime ore le visite mediche e poi l'annuncio: l'attaccante ex Pineto sostituirà l'infortunato Cicerelli. Bentrovati e buon fine 2025. L'anno si chiude a Catania con la marcia della pace, una marcia nazionale organizzata dalla CEI, centinaia le persone che vi hanno preso parte sotto la pioggia. Tantissime le persone, tra loro in marcia anche Don Ciotti, mentre in collegamento da Gerusalemme il cardinale Pizzaballa ha sollecitato a non dimenticarsi di Gaza e dei palestinesi che stanno vivendo un dramma enorme. La pace, dice Pizzaballa, non sia solo uno slogan. Sentiamo Tonino De Mano. Il tema della pace è decisivo, ma non sia slogan. Le parole del cardinale Pierbattista Pizzaballa, che in videocollegamento ha partecipato alla 58esima marcia nazionale della pace, risuonano anche sulle strade di Catania. Ombrelli aperti, striscioni e tanta partecipazione in un momento in cui ci sono ancora troppi conflitti e tensioni. Ma la voglia e il desiderio di pace si traducono in gesti concreti, in un linguaggio appropriato e di fede, come spiega Don Ciotti. Questo nostro camminare insieme per scuotere sempre di più le nostre coscienze, la nostra responsabilità e il nostro impegno, ma anche per essere un segno per altri che i temi della giustizia, della legalità, della dignità, della libertà, della pace hanno veramente bisogno del contributo di tutti. Concetto ribadito da Monsignor Giovanni Ricchiudi, presidente di Pax Christi. Chiediamo un cambio di strada, un cambio di marcia. Ecco, se le strade rimbombano o rischiano di rimbombare di nuovo dei passi pesanti dei soldati, dei carri armati, noi invece preferiamo indicare un cambio di strada, un cambio di marcia dei viandanti di pace così pacifici. Verità e giustizia come vie di pace e disarmo. Il cuore pacifista batte nel cuore di Catania. È stato assaltato nella notte il postamat dell'ufficio postale di Piazza Tivoli a Tremestieri Etneo. 2 i banditi in azione col volto coperto che poi si sono dileguati a bordo di un'auto. Sentiamo Eva Spampinato. Un'esplosione in piena notte, l'ennesima rapina violenta a Catania, questa volta a subire i danni di una coppia di banditi è stata la posta di Piazza Tivoli a Tremestieri Etneo. Tra le 3 e le 5 del mattino 2 uomini col volto coperto hanno fatto esplodere la cassaforte di questo banco posta, facendo saltare in aria il sistema di sicurezza e fuggendo poi a bordo di un'auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gravina di Catania insieme agli uomini della scientifica e agli artificieri per mettere in sicurezza l'area e avviare i rilievi. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza, mentre resta ancora da chiarire l'entità del bottino. L'ufficio postale è rimasto chiuso al pubblico, un episodio che si aggiunge a una serie di rapine registrate nelle ultime settimane a Catania e provincia, alcune anche particolarmente violente, e che riaccende l'allarme sicurezza sul territorio. Lascia l'ospedale la donna di 33 anni ferita da un colpo di fucile la notte di 10 giorni fa in piazza Nascea a Palermo. I medici della chirurgia plastica hanno asportato la maggior parte dei pallini da caccia che l'hanno ferita, ma non è stato possibile estrarli tutti. Manlio Viola.
Trascorrerà il Capodanno a casa Valentina Peonio, la donna di 33 anni rimasta ferita da un colpo di fucile sparato, sembra accidentalmente, in piazza Nascea a Palermo la notte fra sabato 19 e domenica 20 dicembre scorso. La donna è stata dimessa dal reparto di chirurgia plastica dell'ospedale civico di Palermo, dove era stata trasferita subito dopo che i medici avevano sciolto la prognosi lo scorso 28 dicembre. In questi giorni sono stati asportati chirurgicamente la maggior parte dei pallini da caccia che l'hanno raggiunta quella sera, ma non tutti. Si valuterà soltanto successivamente se rimuovere alcuni di questi pallini di piombo che sono rimasti nel corpo della donna e solo per fortuna non hanno leso organi vitali. In questi giorni gli agenti della squadra mobile hanno comunque proseguito le indagini su Giuseppe Calì, il 21enne arrestato con l'accusa di detenzione di arma clandestina e per aver sparato il colpo che ha ferito la donna quella notte. La versione fornita da Calì sul ritrovamento del fucile da caccia del 1800 in un cassonetto non è sembrata credibile agli investigatori e neanche al GIP Rosario di Gioia. I carabinieri hanno arrestato a Messina un 17enne accusato di detenzione abusiva di esplosivi. I militari della stazione di Messina Bordonaro hanno trovato fuochi d'artificio, 64 candelotti di fabbricazione artigianale in un mezzo nella disponibilità del giovane. Il materiale sequestrato è stato esaminato e messo in sicurezza dai carabinieri artificieri del comando provinciale di Palermo, che hanno accertato la pericolosità dei botti. Il minore è stato portato in un centro di prima accoglienza. Trasportavano 220 kg di fuochi d'artificio professionali in un furgone. 3 catanesi sono stati arrestati a Santa Venerina nel Catanese. 2 di loro erano in possesso del patentino per maneggiare i fuochi e si sono giustificati dicendo di dover allestire uno spettacolo per le proprie famiglie e i vicini di casa. Versione alquanto inverosimile, considerati i costi di produzione. E continuiamo a parlare di botti. Nel Siracusano sono stati sequestrati 320 kg di botti di Capodanno illegali e 5.000 petardi. Attenzione ai danni che possono provocare, avvertono gli esperti. In aumento i disturbi respiratori per i più piccoli, ma i festeggiamenti diventano un vero e proprio panico per gli amici a 4 zampe. È la denuncia dell'ENPA e della WWF. Orazio Longo. Niente fai da te e non raccogliere i botti inesplosi. Il decalogo degli esperti sui festeggiamenti di fine anno tende a limitare i danni di un racconto che anno dopo anno tramanda storie di lesioni, traumi, amputazioni, se non ancora di peggio, ad adulti e bambini che incautamente si avvicinano all'uso di petardi e fuochi d'artificio. In fase di prevenzione si moltiplicano le ordinanze di divieto nei vari comuni, anche a Catania, quella del sindaco Trantino, per garantire la sicurezza pubblica e prevenire rischi per l'incolumità. Ma non basta. I pediatri puntano l'attenzione ai disturbi respiratori dei più piccoli causati dall'inalazione dei fumi prodotti dai materiali pirotecnici, un fenomeno in aumento negli ultimi anni. Ma quello che accade tradizionalmente la notte del 31 dicembre non riguarda solo gli uomini. Ad essere coinvolti sono anche gli amici a 4 zampe. Dopo la morte di un cane a Firenze, ucciso per lo spavento dal rumore dei botti, il WWF rinnova l'appello a fermare i fuochi di Capodanno. L'ENPA, l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, parla di panico e lancia un vademecum per aiutare gli animali domestici a superare la notte più spaventosa dell'anno. Preparare uno spazio sicuro, individuando una stanza tranquilla, lontana da finestre e rumori esterni. Non lasciare solo l'animale perché la presenza di una persona gli dà sicurezza, non sgridarlo e cercare di mascherare il rumore con parole o musica, mantenendo sempre un tono di voce calmo, sperando che tutto passi presto. Manca ormai davvero poco, dalla cucina alla sala i ristoranti si preparano al cenone di Capodanno. Sentiamo Veronica Barbarino. Il conto alla rovescia per la notte di Capodanno è iniziato, sale prenotate da settimane e menù studiati nei minimi dettagli. Chef e brigate di cucina lavorano senza sosta, mentre in sala si cura l'atmosfera. La sala apparecchiata con i posti a sedere per tutti e il cibo verrà servito a buffet, distribuiti in entrambe le aree. Ci saranno bollicine, vini bianchi e rossi. Si punta sui piatti della tradizione italiana, ma con un tocco di originalità. Dal bollito misto al cocktail di gamberi, al classico vitello tonnato, alle patate duchessa, piatti che comunque hanno fatto un po' la storia dell'Italia e che a noi oggi piace rivivere in chiave leggermente un po' più moderna e tradizionale. E ovviamente non possono mancare le lenticchie. Simbolo di fortuna e prosperità, sono obbligatorie per garantire un sereno anno. E accanto ai grandi classici, i dolci della tradizione italiana. Tra cui tiramisù, profiterol e la torta della nonna con crema pasticcera,
In questo momento stiamo riempiendo i profiterol. Tra convivialità e brindisi di mezzanotte, importante è la voglia di condividere sorrisi, emozioni e nuovi inizi. Auguri per un felice anno nuovo pieno di dolcezza. Adesso una breve pausa e poi vi parleremo della San Silvestro a mare. Anche quest'anno si è ripetuta la tradizionale nuotata. A tra poco. A Catania, sotto la pioggia battente, si è rinnovato questa mattina l'appuntamento con la San Silvestro a mare, quarta vittoria consecutiva e record per Riccardo Torrisi. Tra gli spettatori il sindaco trantino che annuncia è l'ultima edizione con il ponte di Ognina. Presto verrà abbattuto. È andato per noi Tonino De Mana. Più un'impresa sportiva che goliardica, soprattutto per le condizioni meteo, con la pioggia protagonista dell'edizione 2025. Riccardo Torrisi batte anche le intemperie e cala il poker, ovvero mette il suo nome per la quarta volta consecutiva nell'Albo d'Oro della San Silvestro a mare, tradizionale appuntamento che si rinnova dal 1960, fermato solo per 2 anni dall'emergenza Covid. Riccardo, palanotista in forza all'Ortigia, taglia il traguardo, mentre noi ci districhiamo tra spettatori e indomiti concorrenti. Il fiatone è tanto, la soddisfazione è altrettanto, un bacio e sono 4. Sì, assolutamente. Quest'anno è stato con un tempo un pochettino più difficile, però ci piace lo stesso e partecipiamo e siamo presenti. Le tue sensazioni? Le mie sensazioni, ogni anno, questo è il quarto, sono sensazioni sempre più belle e l'emozione è sempre unica, quindi... Tra gli spettatori il sindaco Enrico Trantino. Tutti quanti volevamo vedere la performance di questi eroici nuotatori e avevo pensato di tuffarmi pure, però in effetti mi sono reso conto che l'ultimo bagno l'ho fatto a metà agosto, quindi ho detto no, non se ne parla assolutamente. Che sia un 2026 come tutti quanti lo desiderano. Starter d'eccezione il presidente Finn ed ex assessore Sergio Parisi. Sono certo che la prossima edizione sarà col sole che spaccherà le piede, sempre con più atleti. E già si pensa all'edizione 2026, magari con il sole, ma con una grande novità, la svelano proprio Trantino e Parisi. E tra l'altro potrebbe essere anche questa un'immagine storica, perché non è escluso che l'anno prossimo questo ponte non ci sia più, visto che a gennaio cominciano i lavori, e questa è la cosa che abbiamo fortemente voluto con Sergio. Mancherà il ponte, non certo l'entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco. E adesso salutiamo il 2025 ricordando i principali fatti accaduti in questi 12 mesi con Emanuela Corsi. Il 2025 sta per concludersi ed è tempo di bilanci. Agrigento sta per chiudere il suo difficile anno da capitale della cultura, tra polemiche, la pioggia caduta dal tetto del Teatro Pirandello sugli orchestrali, i tombini asfaltati poi cercati con i metal detector, gli strafalcioni grammaticali sui cartelloni. Un anno in cui troppi giovani sono stati vittime, ma anche protagonisti negativi dei fatti di cronaca. Risse degenerate finite nel sangue, spedizioni punitive, scene da Gomorra per le vie delle città. Una realtà che ha superato le fiction televisive, come a Monreale, dove 3 ragazzi sono morti durante una sparatoria, o a Palermo, dove un giovane ristoratore è stato ucciso con un colpo di pistola per sedare una rissa. O ancora a Messina, dove Sara Campanella, studentessa universitaria, è stata accoltellata da un collega per un rifiuto. Una Sicilia che piange i suoi figli scomparsi per mano di altri giovani che con le armi e la violenza si sentono più forti e pensano di conquistare così il rispetto. Giovani invece fragili, incapaci di gestire delusioni, sconfitte e rifiuti. Il 2025 è stato anche l'anno degli scandali che hanno travolto la sanità siciliana, giri di mazzette e appalti truccati da decine di milioni di euro, mentre c'è chi ha dovuto attendere anche 8 mesi per un referto. Su tutti il caso della professoressa Maria Cristina Gallo, morta per i ritardi degli esami istologici all'ASP di Trapani, diventata il simbolo di questa malasanità. Inchieste anche nella politica siciliana, con l'arresto eccellente di Totò Cuffaro, già condannato nel 2011 a 7 anni di reclusione. Sullo sfondo restano i problemi di sempre, siccità, strade con la broda, autostrade, ostaggio di cantieri infiniti, mentre si continua a parlare di ponte sullo Stretto, che anche quest'anno resta solo un progetto sulla carta. Intanto questo Natale è stato proibitivo a causa dei costi dei biglietti aerei per tanti fuorisede che sono tornati a casa con il Sicilia Express. Nel 2025 ci ha lasciato un simbolo della Sicilia, Pippo Baudo, che ha scelto la sua Militello per l'ultimo saluto. Proprio Baudo disse: «La nostra terra ha subito tante devastazioni morali e materiali. Anche la natura qualche volta si è accanita contro la nostra terra attraverso i terremoti. Eppure che cosa è rimasto intatto? È rimasta una bellezza infinita, unica al mondo. Amara terra mia, amara e bella. Il bello vincerà.
sono sicuro, il bello trionferà. E il 2026 si aprirà con dei rincari sulle autostrade. Da domani, 1 gennaio, i pedaggi delle autostrade A20 Messina-Palermo e A18 Messina-Catania subiranno una variazione pari all'1,5% a seguito di un provvedimento del Ministero delle Infrastrutture. Adesso una breve pausa e poi parleremo di calcio. Ed eccoci al calcio, un 2025 di luci ed ombre per il Palermo, dall'arrivo di Poyampalo all'eliminazione dai play-off e poi l'arrivo di Inzaghi e la chiusura al quarto posto. Ma i rosanero sperano che il 2026 possa essere l'anno della svolta. Marco Gullà. 3 foto che vanno a sintetizzare in breve il 2025 del Palermo, un anno ondivago per i colori rosanero. L'arrivo di Joel Poyampalo nel mercato di riparazione sembrava poter essere la svolta per la corsa verso la promozione diretta, ma così non è stato. Il Palermo tra alti e bassi si è qualificato ai playoff, ma prima gara al Menti di Castellammare la Juve Stabia ha dominato e sbattuto fuori i siciliani. Il terzo crocevia del 2025 rosanero è sicuramente l'approdo di Pippo Inzaghi, colui che nel 2026 dovrà provare la grande impresa, ovvero condurre il Palermo alla Serie A. Un primo risultato Inzaghi lo ha già raggiunto, ovvero quello di mantenere il rosanero in prima classe, ma davanti corrono forte e se il Palermo vorrà mantenere i ritmi di Venezia, Monza e Frosinone dovrà certamente fare qualcosa in più e non perdere punti per strada come già successo in diverse gare di questo campionato. L'arrivo di Carlo Osti come direttore sportivo ha certamente dato garanzie e quella solidità dirigenziale che mancava con i suoi predecessori. Osti ha condotto ottime sessioni di mercato e dovrà ancora una volta superarsi in quella imminente di gennaio. Brunori è ormai con le valigie in mano e in attesa del check-in per volare a Genova, sponda blu cerchiata. L'attaccante lascia il Palermo in prestito secco, operazione opinabile, considerato che un giocatore come Brunori poteva essere la chiave per altre trattative in entrata. Al posto suo potrebbe arrivare Pierini dal Sassuolo, difficili le piste che portano a Tramoni e Moreo. In difesa è invece ancora un rebus, il possibile ritorno di Magnani. E il Catania chiude per Bruzzaniti nelle prossime ore le visite mediche e poi l'annuncio. L'attaccante ex Pineto sostituirà l'infortunato Cicerelli. Marco Carli. Giovanni Bruzzaniti al Catania, atteso per le visite mediche dopo l'ufficializzazione all'apertura del mercato. Poi il giocatore sarà a disposizione di Toscano, in teoria già per la partita con il Foggia. Gli ultimi colloqui fra le società, Catania e Pineto, hanno portato a limare i dettagli anche su alcuni bonus per la società abruzzese. In totale l'operazione sfiora i 500.000 euro. Per il giocatore 3 anni e mezzo di contratto. D'Andrea, in una trattativa slegata, ora in prestito al Pineto, sarà acquisito definitivamente dagli abruzzesi per una cifra vicina ai 70.000 euro. Bruzzaniti era il giocatore indicato per prendere il posto di Cicerelli dopo il brutto infortunio rimediato dal numero 10 con il Latina. Le ultime stagioni sono state di grande livello per l'attaccante, classe 2000, 15 gol, 6 assist nel 2024-2025, 9 reti, 8 assist nella prima metà di quest'anno e adesso l'arrivo in una piazza importante dove di certo il giocatore vorrà conservare lo stesso ritmo. Tutto più difficile ma anche con ambizioni diverse. Il primo squillo è del Catania, la lotta per il vertice in attesa di ritrovare le avversarie dirette sul campo è e sarà anche sul mercato. E così come abbiamo fatto per il Palermo, ripercorriamo il 2025 del Catania fra crescita sul campo e nella dirigenza, il primato in classifica e l'acquisizione di Torre del Grifo. Ancora Marco Carli. La fotografia del 2025 del Catania la scatta la Lega Pro, 66 punti totali. Nell'anno solare rossazzurri primi davanti a Benevento e Cerignola. Nella stagione scorsa non c'era la Salernitana in cima e il dato resta significativo. È passato un anno, dalla fine del girone d'andata della scorsa stagione alla fine di questa. Il Catania è passato da un'anonima posizione di metà classifica a fine 2024 al primato di fine 2025. Un'altra vita, perché al di là della classifica il 2025 è l'anno della crescita nel segno delle differenze nei numeri, come detto, ma anche delle analogie e dei progetti condivisi. Il Catania ha cominciato e finito l'anno con lo stesso allenatore, Toscano, un segno di continuità, come una società che cresce, temprata anche dagli errori del passato, con nuove figure, con ruoli definiti. Il finale della scorsa stagione è stato comunque inattivo, col Pescara sarebbe bastato un gol in più o uno in meno subito per avere la meglio sulla squadra che poi sarebbe stata la vincitrice dei playoff.
La società è ripartita contro un nuovo avversario che era stato a Catania. Una sfida costante sul mercato. Ai colpi della Salernitana, il Catania risponde irrobustendo in ogni ruolo un gruppo già valido. L'avvio, fatta salva l'eliminazione dalla Coppa, è importante. Poi arriva la debacle di Cosenza. Il Catania impara dai suoi errori. In casa è una macchina perfetta. Fuori casa qualche intoppo, come a Casarano, ma anche alcuni approcci decisi che indirizzano i match. Il risultato è il primato, seppur in coabitazione. Il tutto mentre la società, altro dato di questo 2025, riprende possesso di Torre del Grifo, la casa del Catania dove i rossazzurri torneranno nel 2026. Progetti in campo e fuori e fiducia. C'è un obiettivo da coltivare. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, vi auguro un buon fine 2025 e un inizio di anno nuovo. A tutti tanti auguri.